in collaborazione con FNP CISL Udine. Eccoci qua puntuali come ogni mercoledì al consueto appuntamento con la rubrica Sportello Pensionati. Vediamo subito chi sono i nostri ospiti di oggi. Con noi in studio Liliana della Rovere dell'FNP CISL di Udine, abbiamo l'RLS appunto di Udine, RLS è sempre FNP CISL di Udine, Silvano Dentesano. Buon pomeriggio, segretario a tutti gli effetti. Segretario a tutti gli effetti. Allora, intanto come state? Bene, è passato il Natale, sì. Adesso vi siete riposati in questo periodo, sì. Però continuate a mantenervi aggiornati per poter dare consigli ai telespettatori, a quanti ci telefonano, che hanno la necessità appunto di avere chiarezza e quindi devono avere delle indicazioni per sapere anche come muoversi e dove andare se hanno dei problemi specifici. Con cosa cominciamo? Cominciamo con una chiacchierata a livello generale, sì, anche perché si sta aspettando, no? Prima cosa, le decisioni definitive per le pensioni, già qualcosina c'è. Si stanno votando adesso, ecco, stanno votando adesso la Camera, no? Per cui la legge di bilancio. Comunque io vorrei partire con una cosa, ci è arrivata ancora dalla CISL nazionale un'esortazione per la campagna vaccinale. Ecco, un'esortazione a continuare naturalmente a vaccinarsi, perché stasera dobbiamo ringraziare anche Liliana perché ha sostituito i nostri due operatori che sono purtroppo in quarantena. Ecco, nonostante... sì, poi tra l'altro oggi, lo sentiremo anche nel telegiornale, oggi abbiamo raggiunto praticamente un numero incredibile di persone contagiate, siamo al record praticamente dei contagi, ecco, però gli ospedali stanno reggendo meglio rispetto a quando ci fu questo picco molto importante nel novembre del 2020, quindi già si capisce poi che il vaccino sta aiutando, no? Che oltre naturalmente al vaccino, in tutti i nostri uffici, in tutte le nostre sedi, quello che noi consigliamo sempre naturalmente è la mascherina, il distanziamento, e proprio attenersi a quei protocolli che sono dettati dal CTS naturalmente, no? Quindi cerchiamo, se vogliamo evitare danni peggiori, anche perché anche io insomma che ho avuto il Covid, però ho avuto il Covid da vaccinato, praticamente quasi asintomatico, ecco. Quindi diciamo le evidenze dei miglioramenti con il vaccino ci sono. Però ecco, ci sono anche dei casi in cui uno ha già avuto il Covid e risulta positivo, abbiamo visto. Positivo. Quindi, esatto. Quindi è un virus che è molto difficile da sconfiggere, no? Ecco. E al momento l'unica arma disponibile è proprio il vaccino. Certo, poi dobbiamo cominciare insomma così, ecco, a fare una chiacchierata un po' sulla nostra organizzazione. Naturalmente adesso noi abbiamo concluso i percorsi congressuali, tutti i percorsi congressuali, quindi diciamo le caselle stanno andando al loro posto, mancano ancora i coordinamenti donne che penso che nella prima settimana di gennaio sicuramente saranno definiti, per cui la nostra struttura adesso comincerà a funzionare con diciamo, rispetto al passato delle piccole variazioni, perché l'esortazione è stata quella di ritornare proprio a contatto con i nostri iscritti, ritornare sul territorio, quindi diciamo una struttura che parte un po' dal territorio, dalla base, per poi alzarsi sui livelli naturalmente piramidali di gestione. Ecco. E quindi noi dal mese di gennaio cominceremo naturalmente l'attività di programmazione e anche con dei piccoli progetti a portare avanti, questi a favore naturalmente di pensionati e di anziani. Oggi una buona notizia, stamattina proprio abbiamo incontrato nell'ambito dei protocolli che abbiamo sottoscritto col Comune di Udine l'assessore Barilari, e con una deliberazione giuntale del 14 di dicembre
sono stati un po' aumentati i contributi comunali per l'acquisto di abbonamenti per trasporto pubblico urbano riguardante soprattutto gli over 65. No? C'è una nuova disciplina che fa riferimento sempre naturalmente all'ISEE, però mentre prima chi aveva un ISEE da 0 a 7.500 euro aveva l'abbonamento mensile per una linea urbana a sua scelta, adesso c'è la totale copertura dei costi per l'abbonamento mensile per l'intera rete urbana. Aumentando un po' l'ISEE, naturalmente da 7 a 10.000 euro, c'è l'abbonamento mensile per una linea a scelta. Questa diciamo è già definito, è passato diciamo in giunta. Adesso stanno concludendo il percorso naturalmente anche per quanto riguarda i buoni taxi. Chi non può prendere naturalmente l'autobus deve usufruire di un taxi, ecco anche lì si stanno studiando delle misure di agevolazione per gli over 65 e per i pensionati. Ecco, questo diciamo che per il 2022 è un buon inizio proprio di collaborazione anche con le amministrazioni comunali, perché teniamo presente che l'RLS di Udine è il comune di Udine, ma poi sono altri 15 comuni con termini dell'Interland udinese, quindi il rapporto con le amministrazioni comunali naturalmente deve essere continuo, deve essere anche basato proprio su quelle situazioni che riguardano i pensionati, quali possono essere le tariffe locali. Sappiamo tutti che ci sarà un aumento della Tari, quindi cercheremo nel rapporto che abbiamo con le amministrazioni di cercare di agevolare un po' diciamo, pensionati diciamo over 65. Udine no, per il momento a Udine no. Udine no, per il momento a Udine proprio no. No, Udine no, però sappiamo che in qualche comune con termine ci sono stati dei piccoli aumenti. Ci sono stati ritardi, no? Certo, quindi sì, anche chi non ha rispettato la scadenza del 27 di dicembre perché non aveva ricevuto la Tari, la potrà pagare anche dopo e senza avere, perché ci sono stati dei disguidi a livello organizzativo e quindi lo ribadisco, insomma una notizia che va ribadita anche per non mettere in apprensione le persone. Certo, anche per non creare poi una certa ansia, no? Certo, oddio non ho pagato, non ho ricevuto, stanno arrivando a casa tutti. Savigni, Furlan, siamo che sono, no? Subito. Sì, appena che arriva, no? Per cui, per cui se non arriva poi c'è una certa ansia, apprensione, no? Certo. Ecco, no? Ecco, con Liliana. Sì. Liliana, tu mi parli di novità, di scadenze. Di scadenze, sì. Tu sei il tecnico della situazione. Beh, innanzitutto c'è anche per il mese di gennaio, c'è l'anticipo per le pensioni che sono in pagamento in contanti in posta negli uffici postali, quindi dal 27 è già iniziato il pagamento per lettere, terminerà il 3 gennaio. Quindi per quelli invece che hanno il pagamento con gli istituti bancari, il pagamento sarà con il 4 perché è il secondo giorno bancabile del mese di gennaio, quindi fa eccezione solo gennaio, per gli altri mesi sarà sempre il primo del mese. Poi al 31 dicembre ricordo che scadono tutti gli ISEE, quindi tutte le prestazioni che sono collegate all'ISEE, quindi il reddito di cittadinanza, la carta acquisti, l'assegno unico per figli, va rinnovato l'ISEE, quindi va preso già subito l'appuntamento per poter avere quello nuovo e da febbraio già si inizia a lavorare, l'INPS lavorerà già sulle pensioni, su tutto quello che concerne l'ISEE, quindi nuovo, quindi consiglio di andare subito a prendere gli appuntamenti. Poi l'INPS adesso si preoccuperà con il prossimo anno per tutte le pensioni che sono in pagamento all'estero di chiedere l'esistenza in vita, quindi da febbraio fino a luglio devono produrre tutti quelli che sono all'estero questa documentazione, se no la pensione viene sospesa. Poi per la carta acquisti, che sarà di solito in pagamento sempre il primo mese, quindi gennaio e febbraio è in pagamento i primi del mese di gennaio, forse sarà anche leggermente in ritardo, però sarà anche collegata anche il discorso dell'ISEE, quindi le persone si devono premurare di fare l'ISEE nuovo. E poi parliamo di questa perequazione che con il prossimo anno è 1,7%,
L'INPS ha applicato all'1,6 perché non aveva ancora il dato definitivo, quindi ha fatto già per anticipare, diciamo, i tempi del rinnovo, quindi ha fatto un periodo precedente, quindi adesso ha dato comunicato stampa nei messaggi eccetera che rielaborerà le pensioni nel primo trimestre 2022 applicando l'1,7 e pagando la differenza che non era stata pagata per i primi 3 mesi dell'anno. La perequazione poi non viene data per intero su tutti gli importi di pensioni perché viene data in percentuale, quindi chi ha la pensione, sempre parliamo di lordi, fino a 2.095 euro lordo mensile, avrà la perequazione al 100%, invece al 90% chi ha la pensione da 2.095 a 2.619 e chi ha la pensione oltre il 2006-19 avrà la perequazione al 75%, quindi non è completa, diciamo, però non sono gli scaglioni dell'anno scorso che erano più scaglioni e meno soldi, diciamo, invece questa volta saranno qualcosina di più, ecco, questo sì. Sì, è proprio qualcosina. Qualcosina, sì, beh, 1,7 sì, non sono grosse cifre in confronto all'inflazione che c'è in questo momento, questo è vero. Silvano direbbe alca le alche, noi alle noi. Sì, quello è vero. Però pochino, no? Pian pianino. E poi volevo dire appunto dell'assegno unico per figli, che si può fare la domanda già ai primi di gennaio, i pagamenti saranno a marzo, che si preoccuperà l'INPS, e si può però fare la domanda fino al 30 giugno, quindi c'è tempo, voglio dire, perché l'ISEE non è che immediatamente si riesce a avere l'appuntamento, quindi ci sarà un pochino di problema, comunque sì, da gennaio si può fare chi ha già tutto in mano, questo sì. Adesso dovremmo vedere come si potrà andare in pensione nel 2022. Bella cosa, bella domanda. Bella domanda, bel quesito, è vero Silvano? Beh, sappiamo... Si sperava che il sindacato riuscisse a ottenere qualcosa. Sappiamo quali sono, no? E indubbiamente che si cercano sempre un po', secondo me, dei palliativi, un po' che non è quello che ha chiesto il sindacato della CIS. Il sindacato della CIS ha chiesto 41 anni, 62, certo. Ma soprattutto ha richiesto una riforma della Fornero, ma che sia una riforma, diciamo, abbastanza lungimirante. No? Però mi pare per il 2022 che ci siano dei segnali, che ci siano le preoccupazioni dal 2023 del ritorno. Esatto, no? Esatto, infatti possiamo stare... Infatti, esatto, diciamo che questo è stato un primo passo nella trattativa che ha voluto intavolare naturalmente la CIS con il governo, no? Anche per non rompere proprio le trattative, come è stato detto alla manifestazione a Roma, per non rompere proprio le trattative in questi momenti con questi scioperi generali. Certo è che bisogna andare incontro, secondo me, a una riforma un po' strutturale, no? Cioè che sia anche definitiva, non per un anno, non per 2 anni, ma comunque che dia delle certezze anche a chi fra 5 anni deve andare in pensione, 10 anni perché se no ritorniamo sempre al punto, quando ho cominciato a lavorare io erano 35, poi sono diventati 40, poi sono diventati 41, poi sono diventati 42. Diciamo, ecco. Leggevo proprio oggi, perché adesso no, c'è ci sono i 67 anni, no? Sì, esatto. Ma i ragazzi, i giovani che stanno cominciando, che hanno appena cominciato a lavorare, per loro si arriverà a 71, a 71, no? Sì. Addirittura con la prospettiva, no? L'aspettativa di vita. Sì, 71 anni? Poi anche il lavoro frazionato, sì, il lavoro frazionato. Queste preoccupazioni, poi se riescono poi a avere il riscatto laurea è già un aiutino, diciamo, per avvicinarsi. Però sai, sì, il riscatto laurea abbiamo già visto. Andiamo un attimo in pausa, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante, rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio, possiamo dare il via alle telefonate 0432 573517 ed sms al 351 570 5687. Dovremmo già avere qualcuno in linea però, mi pare, no? Sì. Buonasera, con chi parliamo? Mi chiamo Bruno, vorrei sapere quanta è l'inflazione sulla mia pensione che paga lo Stato.
Dipende. Lei ha detto detrazione, ho capito bene? Sì, l'inflazione che mi dà sulla pensione l'INPS. Dipende dal quanto... No, sì, dall'importo delle pensioni, che riceve, le detrazioni d'imposta, quanto avrà di detrazione? No, l'inflazione. L'inflazione. Scusi, perché Quindi qui avevo capito... Sì, non si sente tanto bene. Sì. L'inflazione, l'aumento che viene dato sulle pensioni è 1,7%, perché l'inflazione è ben diversa. È un pochino più alta probabilmente. Come l'inflazione mi dà 1,7%? Sì, quello che viene dato sulle pensioni è 1,7, sì. E come mai se l'inflazione è 6,8 mi danno 1,7? 1, Non ho capito cosa non hai capito cosa... L'inflazione, io ho visto su televideo che l'inflazione in Italia è del 3,8. L'inflazione è del... È più alta che non la perequazione. È più alta che non la perequazione, certo. Certo, ma d'altronde questi sono meccanismi purtroppo che dipendono un po' anche dalle varie leggi di bilancio. Sappiamo che per molti anni la perequazione era uguale a 0, quest'anno è stato fatto un qualcosa in base all'importo naturalmente della pensione, adesso le cifre esatte anche potremmo darle, ma insomma... C'è un qualcosa, ma sicuramente non recupererà mai l'inflazione, anche tenendo conto, purtroppo, dobbiamo dire, che sulle leggi di bilancio magari danno qualcosina da qualche parte, però poi aumentano luce, gas e cose, e quindi naturalmente da qualche parte, no? Se vediamo l'aumento dell'energia elettrica, io ho fatto un controllo proprio oggi prima di venire in trasmissione, e il bimestre settembre-ottobre, bimestre novembre-dicembre c'è un aumento del 37%, con la stessa... E col suo stesso consumo di energia c'è un aumento del 37%. Da quando, scusa? 37%. No, ma dico, da che periodo? Cioè Allora, il bimestre settembre-ottobre, sì? Novembre-dicembre. C'è un aumento della bolletta del 37%. Ma mi scusi, ne prende il tiro allora? Quindi purtroppo questi sono i meccanismi, no? Si tenta di togliere da una parte e poi dare dall'altra. Mi scusi, vorrei fare un'altra domanda, no? Prego. La pensione di cittadinanza, cos'è? La pensione di cittadinanza? Sì. La pensione di cittadinanza, ne abbiamo parlato diverse volte. Allora, da una parte c'è il reddito di cittadinanza, dall'altra c'è la pensione. Più o meno la situazione è analoga, no? No, vorrei sapere che cos'è. Sì, chi la prende? Sì, certo, le stavamo appunto dicendo, da una parte. Può averla se c'è un limite di reddito, sempre 9.600 euro, quindi se supera quel reddito lì non può avere la pensione di cittadinanza. Ma, scusi, no? Quelli che vengono qua, stranieri che vengono qua, 10 anni che stanno qua, non prendono la pensione, no? Versato niente e prendono la pensione. Non ho capito. Ma prende la pensione o no? Non ho capito. La pensione normale ce l'ha lei? Lei prende la pensione, percepisce la pensione? Io sono a ripetere, i stranieri che vengono qua, stanno 10 anni in Italia, prendono la cittadinanza italiana e prendono la pensione. Gli stranieri che vengono in Italia? Sì, abbiamo capito, c'è un po' di punta polemica, no? In questa telefonata, ma è chiaro, io ripeto dal punto di vista, insomma, possiamo fare un discorso anche politico, purtroppo queste sono decisioni che esulano dal nostro fare, dal nostro confronto con il governo, con la politica naturalmente, quindi noi dobbiamo attenerci purtroppo alle indicazioni che il governo ci dà. Ci sono queste regole che dobbiamo purtroppo rispettare. Ecco, non è che possiamo intervenire dicendo dopo 2 anni, dopo 5, sappiamo anche che la regione dà su tutti questi bonus, bisogna essere 5 anni in regione. Sì, sono questioni un po' diciamo che noi affrontiamo come sindacato naturalmente. Però purtroppo poi sono questioni governative. No? Signor Bruno, dobbiamo lasciarla perché abbiamo anche un'altra telefonata in linea, altrimenti non riusciamo a rispondere. Va bene, grazie per aver chiamato, signor Bruno. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Michele.
Volevo sapere, pronto, sono Michele da Monfalcone. Michele da Monfalcone. Lei ha, probabilmente lei ha il televisore, ha l'apparecchio televisivo vicino? Ma abbassa un po' la televisione. Perché altrimenti sentiamo effetto eco e non capiamo bene. Ecco. Sì. Volevo sapere, mamma è pensionata, no? Ha fatto la domanda di invalidità e gliel'hanno accettata al 100%. E gli è arrivata già alla casa la lettera, tutte e due dell'INPS, no? Dove dice che è stata accettata la invalidità. Adesso quando prenderà la pensione gli viene già pagata l'invalidità o deve aspettare ancora? Qui. Scusi, l'invalidità. Quanti anni ha la signora innanzitutto? Mamma, quanti anni hai? 79. 79. No, 79. 69. Esatto. La pensione non prenderà nessuna pensione di invalidità se ha la pensione se è già pensionata, no? No, ma... Ha preso il 100% di pensione di invalidità. Adesso bisogna vedere. È stata riconosciuta, no? Sì. Ecco, quella pensione lì dà diritto solamente ad alcune agevolazioni e poi lei può richiedere naturalmente l'accompagnatoria. L'accompagnatoria è stata accettata. L'accompagnatoria, ok, non la pensione. Perfetto, l'accompagnatoria. L'accompagnatoria esula dalla pensione. Prenderà 512 e ha euro. Effetto retroattivo dal momento in cui ha fatto la domanda. Richiesta. Esatto. No? Sì. Ma gli sono già arrivate le 2 lettere a casa dell'INPS. Lì dovrà aspettare, lì purtroppo sono problemi di tempistica, sa? Sì, non arriva direttamente con la pensione, è un altro diciamo, percorso, per cui potrebbe anche aspettare tante volte anche 2 o 3 mesi. Anche 2 o 3 mesi da che gliel'hanno accettata. Esatto. Non arriva con la pensione. Anche? Non arriva con la pensione. No. Dopo arriverà, sì. No? Dopo sì, una volta che inizia il percorso, però diciamo che la prima rata o le rate conseguenti fino alla domanda, naturalmente ci vuole un po' di tempo, ecco. Quindi adesso che in poche parole sono già passati quasi 2 mesi. 2 mesi dovrebbe arrivare. Adesso, no? Dovrebbe. 2 o 3 mesi. Dopo arrivano tutte e 2 insieme, il primo del mese. E dopo invece arriva in automatico con la pensione. Dopo arriva tutte e 2 insieme. E poi prima ho sentito che avete detto che la pensione mia mamma la prende in banca. Non verrà pagata al 3, verrà pagata al 4 allora? Il 4 gennaio, sì, la prima data di gennaio è 4. Gli uffici postali non seguono la stessa regola perché possono essere il primo del mese, diciamo, no? Sì, ho capito, però cavoli, i pensionati sono uguali dappertutto, sia in posta che in banca. Non capisco questa differenza. Nel mese di gennaio succede solo questo, perché dopo successivamente è sempre il primo del mese per tutte e 2, sia per gli uffici bancari che postali. Va bene, ok, grazie. Grazie per aver chiamato, buonasera. Ha detto che chiamava da Monfalcone, giusto? Sì. Bene. Vedete il numero in sovraimpressione, stavo dicendo che se volete potete anche inviare sms al 351 570 5687. Io avrei un messaggio. Praticamente c'è una persona che attende di avere risposta dalla scorsa settimana e ho già annunciato la scorsa settimana che oggi appunto all'inizio di trasmissione avremmo dato una risposta, così abbiamo costretto questa persona a seguirci fino a qua e spero che rimanga attaccato, incollato al televisore. Abbiamo un'altra telefonata, solo un attimo che rispondiamo a questo messaggio. Ho 58 anni e 38 di contributi. Mi dice il sindacato che non posso andare in pensione col progetto donna, sono dipendente privato. E come mai? Se ha 38 di contributi, 58 di età? Probabilmente è una lavoratrice autonoma e quindi deve avere 59 di età. Quindi se ha un periodo magari che sia stata artigiano, commerciante o lavoratore coltivatore diretto, usufruisce di quel periodo e quindi in tutti i casi deve per forza aspettare i 59 anni di età.
Ecco. Probabilmente, dopo bisogna vedere se ha tanti contributi figurativi che non sono 35 ma 34, deve arrivare ai 35 effettivi di lavoro. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera Isabella, Angelo da Codroipo. Oh, buonasera Angelo, buonasera. Mi fa piacere. Auguri che li sente molto poco, no? Sì. Anche in ritardo. Volevo proporre questo quesito. È sempre più in aumento soldi ai pensionati, cifre elargite per errori dell'INPS. I pensionati si trovano senza OMBs, non hanno nessun specchietto di riferimento e poi giustamente, dico tra virgolette, giustamente chiedono i soldi indietro, in restituzione, in rate magari allungate, in 24 rate, in 12 rate a secondo ma mi pare che questa cosa è un po' fastidiosa, non so certamente Angelo, una cosa fastidiosa. Anche nei disabili, per dire, vi lascio, anche nei disabili che hanno una pensione minima, la disabilità oggi anche al 100%, col 104,92, hanno 295 euro al mese, escluso l'identità, ma come pensione. Fanno questi errori in maniera molto frequente, ecco, gli errori possono succedere. Nessuno è infallibile, però c'è questa lamentela che ho raccolto anche nel nostro ufficio dove vengono le persone a lamentarsi. Grazie e buonasera. Grazie Angelo, grazie per aver chiamato, grazie, auguri anche alla famiglia. Bisogna dare una risposta a Angelo. Però penso che tante volte, si dice non sono solo errori, c'è il discorso che le persone devono comunicare i redditi, quindi se la pensione come una reversibilità è vincolata al discorso dei redditi e ogni anno deve presentare il modello RED e non lo presenta, ti succede che dopo tanti anni, magari l'INPS lo legge entro i 5 anni, legge questo reddito, fa il ricalcolo e vengono delle cifre astronomiche. Questo è il problema delle cifre, perché se anno per anno la persona si preoccupa di comunicarlo, ogni anno si trova ricalcolata la pensione all'importo giusto. E invece se è così aspetta 5 anni, logicamente si ammucchia questo debito che va avanti. Quindi tutto quello che concerne i RED, quindi può essere la 14ª, possono essere assegni familiari, può essere sia della reversibilità, l'integrazione al minimo, le maggiorazioni sociali, tutte queste sono soggette a comunicazione di redditi, quindi le persone devono comunicare. Non è che in automatico tante volte legge il 730, ma se la persona non presenta il 730 perché ha un reddito molto basso o se ha pensione dall'estero e non l'ha comunicato, l'INPS dopo quando si trova i dati ricalcola, purtroppo ricalcola e comunica il debito. Quindi tante volte ci sono delle situazioni un pochino particolari, non sempre sono date da errori, tante volte sono purtroppo giuste e le persone si trovano così in affanno, non riescono a pagare. E qui parliamo di lavori usuranti. Io sono escavatorista, più autista da più di 30 anni. Ho 58 anni e ho cominciato a 15 anni a lavorare, però i sindacati mi hanno detto che non rientro con gli usuranti, nei lavori usuranti. E quindi come viene calcolato, come si può stabilire se effettivamente, perché ha fatto escavatorista e autista per più di 30 anni. Perché al discorso, come APE sociale non ha l'età, quindi non riesce. Come quota 41 dovrebbe essere un lavoratore precoce, quindi poter avere un anno magari prima, altrimenti come lavori usuranti deve avere negli ultimi 10 7, quindi bisogna vedere se lui effettivamente ha fatto 7 anni continuativi di questo. Dovrebbe arrivare a 60 anni, no? 60, però c'è sempre il discorso dell'età, perché deve avere 62 anni per anche i lavoratori usuranti, quindi in tutti i casi non ci arriva come quota. 40 anni minimo di attività. No? Perché può andare anche con i 35 anni di contributi, ma non ha l'età. Però bisogna arrivare al 60. Non ha l'età, quindi non ci arriva. Esatto. Ci facciamo una piccola pausa, rimanete con noi. A quanto ammonta la pensione sociale al mese? Questa è un'altra richiesta.
Allora, adesso col prossimo anno è 385,40 pensione sociale. Dopo se ha l'integrazione al milione è un altro discorso, quindi è un altro importo. Quello è che da 6,51 passa a 6,60, quella con l'incremento al milione, però deve avere appunto più anni. Ci sono agevolazioni per chi usufruisce della legge 104 del genitore. Ho 54 anni e 36,6 di contributi. Grazie, ciao da Patrizia. Qui chi mi risponde? Ci sono Silvano? 3 giorni al mese che hanno per poter assistere i genitori, però non ci sono scivoli o altre possibilità, no. Perché poi il discorso anche di quelle, deve convivere il genitore con la persona che chiede, e quindi bisogna vedere se è un caregiver o meno, quindi non credo che ci siano altre possibilità. Sì, lei dice che è un caregiver, quindi... sì, ma deve convivere col genitore, deve appartenere a determinate categorie, quindi sì. Per quota 41. Perché adesso vedo, aveva già scritto, vi chiedo, sono una caregiver, sì. Sono anche lavoratrice precoce. Ah, quindi potrebbe andare coi 41 anni. È un messaggio che le aveva già inviato, evidentemente. C'è sfuggito, non le abbiamo dato risposta, chiedo venia. Quindi se aveva un anno di lavoro prima di 18, quindi può usufruire la quota 41, quindi può andare con quello, perché usufruisce del discorso che assista un familiare di primo grado che convive con lui, quindi in questo caso sì, presenta la documentazione e allora potrebbe avere quota 41. Ecco, bene, così adesso abbiamo dato la risposta anche a Patrizia. Ribadisco, mi scuso se non le abbiamo dato risposta quando aveva chiesto, quando ci aveva mandato il primo messaggio. Abbiamo 4 minuti di tempo, quindi dobbiamo concentrare, so che avete tanti argomenti da affrontare. Cominciamo da Silvano. Sì, allora, ritornando un po' al discorso di prima, no? Diciamo un'esigenza dopo 2 anni in cui sono stati 2 anni molto difficili. Diciamo dobbiamo ripensare un po' chiaramente all'organizzazione del sindacato, che deve basarsi soprattutto, anche allacciandomi un po' al discorso del Comune di Udine sui vari bonus, no? verso diciamo, gli anziani e i pensionati. Diciamo, dobbiamo riprendere un po' il contatto col territorio, ma soprattutto anche capire un momentino che tipologia di informazione dare, anche visto la telefonata di Angelo proprio da Codroipo, no? E che tipo di informazione e come rapportarsi anche naturalmente con i nostri iscritti, tenendo ben presente naturalmente che con questa benedetta legge sulla privacy molte volte non possiamo raggiungere per esempio tramite email se non abbiamo dei consensi informati. Stiamo mettendo in piedi una struttura appunto per cercare di evitare il cartaceo, perché il cartaceo da inviare ai nostri iscritti ha un costo veramente molto molto alto. Oggi con queste tecnologie, rientrando naturalmente sempre diciamo, nella normativa della privacy, cercare il più possibile di raggiungere i pensionati, ma di raggiungere la cittadinanza tutta. Ecco, questo diciamo un riappropriarsi un po' di quello che era il sindacato di anni fa, quindi ritornare sul territorio, ritornare ad avere contatti con la gente, che soprattutto in questi 2 anni sono stati veramente, veramente difficili, no? Perché essere vicino ai pensionati significa anche proprio dare delle informazioni e spiegare loro su quali sono le novità, visto che le novità ormai non mancano quasi quotidianamente, no? Per cui questo deve essere un impegno insomma, che dobbiamo garantire sicuramente in primis ai nostri, ripeto, ai nostri iscritti, ma poi alla cittadinanza tutta. Un confronto vero, adesso iniziamo con le amministrazioni comunali, soprattutto anche con l'amministrazione comunale di Udine che ci ha insomma, dato disponibilità anche ad ascoltarci in modo da portare sul tavolo i problemi proprio che assillano questi benedetti pensionati e anziani, anche tenendo conto che l'età avanza e ci sono molte difficoltà. Abbiamo anche verificato per esempio una domiciliarità, una residenziale, per esempio negli appartamenti ATER e via avanti, che sono stati dati in uso quando le persone avevano 40 anni
ma adesso naturalmente con l'età che avanza si trovano ad avere 70-80 anni e si trovano in residenze costruite negli anni 80 che devono essere naturalmente modificate, revisionate un po' per questi pensionati che hanno una certa età, perché molte palazzine Ater oggi non hanno l'ascensore, chi ce l'ha l'ascensore, diciamo normative ormai datate, sì. Per cui anche lì un impegno che ci prendiamo veramente di contattare per cercare di dare un sostegno ai nostri iscritti. E purtroppo non riusciamo a rispondere al signor Dino, signor Dino da Trieste, magari ci segua la prossima volta perché dobbiamo chiudere purtroppo la trasmissione. Io chiuderei, manca un minuto, con l'augurio di Patrizia. Grazie, speravo di poter uscire dal lavoro un po' prima, la caregiver, un po' prima per poter assistere i genitori. Vi auguro di cuore buon 2022. Grazie per gli auguri anche a Patrizia, quindi mi raccomando signor Dino da Trieste, la prossima settimana ci segua che così riceve la risposta. Che dovremmo avere ancora Liliana. Ecco, dovrebbe esserci ancora Liliana. Non posso fare altro a questo punto che ringraziare e salutare Liliana della Rovere, dell'FNP CISL di Udine e ringraziare Silvano Dentesano, FNP CISL, no, RLS. RLS, segretario della RLS di Udine. Segretario RLS. Quella è la denominazione che mi hanno affibbiato. Bene, in chiusura. Quindi auguri a tutti. Auguri di buon 2022, noi ci vediamo con lo sportello pensionati e la prossima puntata sarà proprio nell'anno nuovo. Auguri a tutti da tutto lo staff di sportello pensionati. Auguri. Arrivederci, ci vediamo la prossima settimana, arrivederci. In collaborazione con FNP CISL Udine.